1.800 aggressioni in Veneto da gennaio a settembre 2024, una tendenza in aumento rispetto al 2023. C'è timore tra gli operatori sanitari della regione, esposti ai rischi legati a una crescente tensione con i pazienti che spesso sfocia in vere e proprie aggressioni. Da eroi, come simbolicamente ricorda il murales di Wonder Woman che dal 2020, l'anno del Covid, campeggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, a soggetti spesso incolpevoli di carenze del sistema a partire dalle attese per le cure al pronto soccorso o per una visita. Da qui l'idea che l'azienda ospedaliera di Padova porta all'attenzione di tutti attraverso una campagna di informazione e comunicazione al via. Questo cartello sarà diffuso in forma capillare nei pannelli luminosi del pronto soccorso centrale e dell'ospedale Sant'Antonio, nelle sale d'attesa, nei reparti, nel sito e via social. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, l'invito rivolto a tutti. Un cartello che racconta una storia. Non è un disegno qualsiasi quello scelto, ma la riproduzione di un quadro regalato al direttore generale Giuseppe Dalben da una paziente trapiantata. Un'operatrice sanitaria, medico, infermiere, OSS, quella ritratta con il camice verde e la mascherina viola, una farfalla tatuata sul braccio e una che simbolicamente vola. È la farfalla della gentilezza, balsamo per il dolore di chi soffre ed è malato, ma anche per chi nel sorriso di una persona guarita o sollevata da quel dolore si sente ripagato di fatiche e stanchezze.